In queste settimane abbiamo raccontato molto di come le Olimpiadi e le Paralimpiadi siano sì un evento sportivo, ma siano soprattutto un richiamo turistico per il territorio provinciale e dolomitico. E allora cominciamo a capire quali settori saranno coinvolti, perché abbiamo parlato della ristorazione, dell'accoglienza, ma c'è un settore che forse spesso a torto ci si dimentica, che è quello dell'agricoltura. E allora con Giuseppe Satalino, direttore di Coldiretti Belluno Treviso, cominciamo a raccontare qual è stato il ruolo di Coldiretti intanto in queste settimane di Olimpiadi e di Paralimpiadi a Casa Veneto. Sì, effettivamente l'agricoltura, anche in termini di volano turistico, secondo noi ha un ruolo fondamentale e preponderante, soprattutto in un territorio come quello bellunese. Quindi, approfittando dell'ospitalità di Casa Veneto, abbiamo organizzato sia nel periodo delle Olimpiadi, ma anche nel periodo delle Paralimpiadi, una serie di eventi che nella prima parte erano mirati alla promozione delle eccellenze agroalimentari del Veneto, e quindi praticamente ogni provincia ha avuto una sua giornata di protagonismo qui in Casa Veneto, in cui raccontava attraverso le aziende agricole di Campagna Amica quelle che erano, diciamo così, le loro esperienze da un punto di vista professionale. Per arrivare poi alla conclusione, quindi diciamo all'ultima curva dello slalom, noi abbiamo chiamato questa esperienza slalom delle eccellenze agroalimentari venete e dell'inclusività, dicevo l'ultimo slalom, che è quello appunto delle Paralimpiadi, dove invece ci siamo concentrati sull'agricoltura sociale. Proprio oggi abbiamo concluso un evento in cui abbiamo incontrato una serie di fattorie sociali che si occupano appunto di inclusività attraverso l'agricoltura. Abbiamo ricordato quanto Coldiretti anche in questo settore sia stata protagonista, proprio perché fino a 25 anni fa le aziende agricole erano tagliate fuori da questo tipo di esperienza, invece 25 anni fa, con l'approvazione della legge di orientamento e della multifunzionalità nelle aziende agricole, che Coldiretti ha fortemente voluto, siamo riusciti invece a far entrare anche questo aspetto all'interno delle nostre aziende, che stanno contribuendo in maniera molto forte, è emerso molto bene negli incontri di questa settimana, stanno contribuendo in maniera molto forte appunto ad una socialità sempre più diffusa e sempre più larga. Si è parlato di agricoltura sociale perché ci sono sicuramente un tipo di occupazione, di lavoro, quindi di socialità, ma c'è anche un ruolo sociale dell'agricoltura contro lo spopolamento della montagna, l'occupazione dei giovani, perché sempre più giovani si avvicinano a questo mondo. Assolutamente, quella è, diciamo così, la parte che noi viviamo giornalmente, cioè il discorso che all'interno di questa provincia, se non ci fosse l'agricoltura e non ci fosse la possibilità appunto per i giovani di restare attraverso nuovi insediamenti che sono in qualche modo anche finanziati, non ci sarebbe appunto un futuro per questo indotto, e quindi noi spingiamo molto appunto anche su questi aspetti, perché riteniamo appunto che ci sia un vantaggio competitivo da parte delle aziende del Bellunese, proprio se si svecchiano e proprio se inseriscono altri tipi di iniziative all'interno delle loro attività operative. Ne abbiamo parlato prima, agricoltura è turismo, perché ci sono sì le eccellenze, ma ci sono anche i sistemi di accoglienza, quindi si può fare turismo con l'agricoltura. Certo che sì, i nostri agriturismi sono stati e sono sempre in prima linea rispetto a queste attività, i dati sono molto incoraggianti, negli ultimi anni c'è stato un incremento molto forte delle attività agrituristiche sia in termini di somministrazione che in termini di occupazione di posti letto. I nostri cuochi contadini anche oggi sono stati protagonisti del buffet finale, che serve sostanzialmente per raccontare alcune cose, alcuni sapori, alcuni prodotti, e una identificazione territoriale che attraverso il cibo, secondo noi, resta probabilmente l'ambasciatore più importante che possiamo dare. Grazie mille e buon lavoro. A lei.